Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi mi trovo all'Hotel Nettuno in occasione del convegno Ortopedia e Traumatologia in clinica convenzionata. Tante eccellenze della sanità italiana saranno qui per condividere i risultati dei loro casi studio. Venite con me. E noi cerchiamo di dare questo messaggio, significa che trattiamo i pazienti provenienti anche dal pubblico, che il quale a volte va in sofferenza per una questione di postiletto, quindi accettiamo anche pazienti traumatologici del pubblico e cerchiamo di dare lo stesso tipo di assistenza sia come celerità di trattamento sia come assistenza dopo le dimissioni. Infatti abbiamo istituito un ambulatorio traumatologico dove i pazienti vengono seguiti fino alla guarigione praticamente della frattura o comunque della condizione che ha. Ci sono diversi casi che necessitano di interventi di ricostruzione ossea, quindi si parla di traumatologia di secondo livello. Ho fatto vedere due casi: il bambino all'età aveva 12 anni, l'età dell'incidente, lui aveva perso circa 12 cm di osso di gamba che erano stati praticamente proprio espulsi fuori, che sono stati poi trovati nell'asfalto, e quindi ho provveduto immediatamente alla ricostruzione attraverso tecniche di allungamento, perché mi ritrovavo di fronte a un caso in evoluzione. Infatti dopo i primi 12 cm di allungamento il bambino residuavano ancora altri 4 cm dovuti all'arresto della crescita, quindi in realtà sono stati necessari altri interventi per allungare gli altri 4 cm che mancavano della gamba. L'altro caso è il caso di Cavallo Elia. Lui è un caso molto particolare, un politrauma complesso che aveva, diciamo, nella classificazione un'altissima possibilità di andare anche verso l'amputazione. I colleghi all'inizio hanno preferito non amputare. Io diciamo, ho incrociato la sua strada a Garibaldi, quindi ho iniziato tutte le tecniche di ricostruzione che sono durate diversi anni. L'ultimo intervento per la guarigione completa l'ho eseguito qui alla Gretter, dove lavoro adesso in clinica Gretter, dove ho ripulito di nuovo nuovamente la gamba, rimosso il fissatore e il paziente adesso per fortuna è guarito. Noi eseguiamo circa 220 interventi di protesizzazione, la metà di ginocchio e la metà di anca. Eseguiamo quasi sempre protesi totali di anca, la protesizzazione può essere solo parziale o totale, mai nelle nelle patologie artrosi viene fatta la protesi parziale, quindi sempre protesi totali. Nelle fratture che eseguiamo, comunque io sono dell'idea di eseguire sempre protesizzazione totale. Nella nostra clinica noi abbiamo il vantaggio di avere anche il reparto di riabilitazione, quindi dopo l'intervento, l'indomani già li mettiamo all'impiede, li facciamo deambulare col deambulatore e in seconda, massima terza giornata li trasferiamo nel reparto di riabilitazione, dove possono rimanere fino a un massimo di 35 giorni. In verità, proprio per le protesi di anca, dopo circa 20 giorni il paziente è abbastanza autonomo, si riesce a camminare anche senza stabelle. Questo dipende chiaramente dall'età. Un paziente di 50 anni cammina senza stabelle dopo 20 giorni, una paziente di 85 anni un pochino dopo.